Buonasera, le principali notizie. A Catania pronta per l'Air Show 2025, domani pomeriggio tutti con lo sguardo verso il cielo per ammirare le acrobazie in volo delle frecce tricolori, lo spettacolo in diretta su Telecolor. Incendio doloso a Palermo nel centro che accoglie giovani disabili e con lo spettro autistico. Le fiamme hanno danneggiato la struttura sorta in un bene confiscato alla mafia. A Palermo il recupero del Bayesian affondato ad agosto, arrivata nel pomeriggio a Porticello la prima chiatta, il veliero tornerà in superficie entro fine mese. Nel naufragio persero la vita 7 passeggeri. A Monreale, dopo i funerali delle 3 vittime della strage, c'è il timore per nuovi atti violenti e sfiducia nelle istituzioni. Domani corteo per chiedere più sicurezza. Musica d'autore al Teatro Pirandello di Agrigento con Tricarico in scena lo spettacolo che celebra i suoi 25 anni di carriera. Calcio Serie B, Palermo in cerca di riscatto domani in casa del Cesena dopo la sconfitta con il Sud Tirol. Rosanero sesti ma ancora non hanno la matematica certezza di giocare i play-off. Serie C, domani scattano i play-off, al Massimino arriva il Giuliano, Toscano dovrebbe confermare l'11 di partenza visto a Potenza, unica eventuale alternativa Quaini a centrocampo. Buonasera, domani spettacolo e acrobazie con il Catania Air Show su piazza Franco Battiato con l'evento che verrà trasmesso su Telecolor a partire dalle 14:50. Oggi le prove generali con migliaia di curiosi. Sentiamo Simona Mazzona. Sullo sfondo vogliamo presentarvi un'altra iniziativa. Che spettacolo! Impressionante, bellissimo, uno spettacolo, emozione e orgoglio di essere italiana. Tutto pronto per il grande evento Catania Air Show, binomio di spettacolo e innovazione in uno scenario unico, il cielo sopra piazza Franco Battiato. Nasi all'insù, ma soprattutto telefonini per non perdere nemmeno un istante delle prove del Catania Air Show 2025. Il pubblico gioioso e frizzante anche alle prove generali, in attesa del grande spettacolo di domenica. Spettacolare, emozionante. Veramente un'emozione spettacolare, soprattutto nella nostra città di Catania. Ci voleva. Vi piacciono gli aerei? Allora sì, però qualche volta quando salgo in aereo ho paura. Meglio guardarli. Sì. Organizzato dall'Aereo Club di Catania con il patrocinio dell'Aeronautica Militare e del Comune, l'appuntamento inaugura ufficialmente la stagione italiana delle manifestazioni aeronautiche. Le prove sono un test perché ci fanno capire meglio i tempi e come evitare i tempi morti. Quanti velivoli si esibiscono? Sono circa 7 display tra elicotteri, aeroplani e poi abbiamo il finale con Demosar e anche aeronautica militare con le frecce tricolori prestigiosissime. L'accesso alla manifestazione è gratuito e riservato esclusivamente ai pedoni. E sempre oggi sul lungomare di Catania i militari della NAS di Sigonella sono stati impegnati alla ripulitura appunto della scogliera, un messaggio di consapevolezza ambientale. Sentiamo Marco Carli. Lungomare ripulito, il tentativo costante di lanciare un messaggio di consapevolezza ambientale. Parte questa volta, e non è la prima, dal Rotaract Club Catania Ovest in collaborazione con altri club della zona e con la stazione aeronavale della Marina USA NAS Sigonella. Con GEMA a garantire l'assistenza logistica. L'attività mira a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della tutela dei nostri luoghi. Insieme i giovani catanesi e i militari della NAS con mascherina, guanti e scope. Già abbiamo fatto diverse volte per poter lanciare un messaggio di rispetto dell'ambiente marino. Abbiamo portato una squadra di una ventina di militari appartenenti a tutti i reparti della base che si stanno mettendo a disposizione proprio per aiutare la comunità locale a far trasmettere questo messaggio alla popolazione. A noi piace spenderci per la città, teniamo molto alla pulizia e a tenere con cura le cose che abbiamo.
In pochi minuti i sacchi si riempiono quasi. Le opere di pulizia sono state eseguite sul lungomare fra Piazza Battiato, ex Piazza Nettuno, e Ognina. L'esempio è stato dato e si continua ad insistere. C'è un menefreghismo generale, magari butto quella carta e tanto è una sola, soltanto che siccome è un pensiero comune poi alla fine l'immondizia si accumula e abbiamo problemi del genere. Nel Ragusano questo pomeriggio grave incidente stradale sulla circonvallazione di Donna Lucata. Una delle due auto coinvolte ha preso fuoco e il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, è morto carbonizzato nonostante i tempestivi soccorsi. Adesso a Siracusa si è tenuta l'udienza per l'incidente che c'è stato di convalida del fermo per i due fratelli che ieri hanno aggredito due vigili urbani ad Augusta. Sentiamo Francesco Aloi. Arresti domiciliari per il 46enne con precedenti, obbligo di dimora per il 37enne incensurato che la notte dovrà restare a casa. È la novità che riguarda i due fratelli originari di Lentini, protagonisti del venerdì pomeriggio da Far West ad Augusta. Ora sono in attesa del processo. Erano scesi dalla terrazza dove stavano facendo dei lavori con un obiettivo: colpire i due vigili urbani che poco prima avevano multato una signora per avere parcheggiato l'auto in doppia fila. Ormai anche fare una multa diventa un problema. Eh sì, diventa un problema e soprattutto questa, la cosa che mi fa rabbia è che i signori non avevano preso nessuna multa, hanno deciso di imbattersi in un confronto fisico senza avere neanche, non c'è il motivo neanche quando si prende la multa, figuriamoci quando non si prende. Quindi queste azioni vanno condannate. Per i due giovani agenti soltanto qualche giorno di prognosi, ma è il comandante a volerci mettere la faccia. Loro, ci dice, vanno tutelati. Ma io per forma ritengo che qualsiasi comandante debba metterci la faccia, qualsiasi cosa ne risponde il comandante e nessuno si deve permettere di toccare gli agenti. Queste immagini stanno facendo il giro del web, con la condanna che arriva in rete, ma anche dal vivo. Penso che sta diventando un paese molto ma molto pericoloso. Cose che non si sono in passato mai sentite dire, purtroppo non so perché c'è un sacco di gente che è impazzita. Siamo tutti a rischio, sia i vigili urbani sia i cittadini ad Augusta, siamo tutti a rischio. A Palermo un incendio doloso ha danneggiato una villa confiscata alla mafia e affidata a un'associazione che si occupa di ragazzi disabili e con lo spettro autistico. L'incendio mette a rischio anche l'avvio della stagione estiva. Manlio Viola. Fiamme nella villa confiscata alla mafia e da 5 anni usata da un'associazione sportiva dilettantistica che segue ragazzi con disabilità o disturbi dello spettro autistico. Ignoti sono entrati nella villa dell'associazione Il Sottomarino in via Trapani Pescia a Pallavicino, hanno forzato una finestra e appiccato le fiamme, danneggiando cucina, elettrodomestici e attrezzature ludiche. La scoperta l'ha fatta il presidente Giulio Polidoro, che ha raccontato tutto con un videomessaggio sui social mostrando i danni. È chiaro che noi faremo di tutto, ci sbracceremo per rimettere in piedi la struttura e per ricominciare. Polidoro ha presentato una denuncia alle forze dell'ordine e racconta che l'associazione stava preparando già il tempo d'estate che doveva partire a metà giugno, ma adesso è a rischio. Ieri ho passato un pomeriggio qui con gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica e con i Vigili del Fuoco che hanno fatto tutti i sopralluoghi, i prelievi e tutto quello che serviva. Loro faranno il loro lavoro, noi continueremo a fare il nostro, innanzitutto la ricostruzione e poi essere sempre vicini ai nostri amici. Il sottomarino non affonda e naviga anche controvento, ha aggiunto in un altro post Polidoro, annunciando una raccolta fondi per ricostruire quel che è stato distrutto, perché la solidarietà è più forte del fuoco, dell'odio e della paura e farà tornare a vivere quel luogo speciale, ha concluso. Restiamo a Palermo, il recupero del Bayesian affondato ad agosto, arrivata a Porticello la prima chiatta, il veliero tornerà in superficie entro fine mese. Marco Gullà. È ormai tutto pronto per le operazioni di recupero del veliero Bayesian inghiottito dal mare di Porticello nel corso di una tempesta. Lo scorso agosto anche la gru galleggiante Evo Life 10 è arrivata al porto di Termini Imerese per recuperare il super yacht. In quella notte di agosto morirono 6 persone, tra cui il magnate e proprietario dell'imbarcazione Mike Lynch. Il mezzo, da 5.695 tonnellate di stazza lorda, è una delle gru marittime più potenti d'Europa. È arrivata in anticipo dopo il passaggio da Rotterdam nei Paesi Bassi, accompagnata
completato l'assemblaggio delle attrezzature per il sollevamento pesante e il reclutamento degli esperti di recupero marittimo impegnati nel progetto. E invece è arrivata nel pomeriggio a Porticello la chiatta Ebo Life 2. Si tratta di una struttura galleggiante multiuso con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e gru di bordo, con un equipaggio di base accompagnata da un rimorchiatore di supporto italiano. Nelle operazioni di recupero del relitto saranno impegnati sommozzatori esperti, piloti di veicoli subacquei telecomandati e altro personale marittimo specializzato. Il Basian dovrebbe tornare in superficie entro fine mese. A Messina la polizia ha arrestato un 44enne che aveva picchiato la convivente, chiamato il 112 fingendosi lui la vittima. E un altro caso a Comiso, un 49enne tunisino è indagato per maltrattamenti e lesioni della ex moglie. Paura e sfiducia a Monreale sono i due sentimenti principali all'indomani dei funerali delle 3 vittime della strage di sabato. Paura di nuovi fatti di sangue e sfiducia nelle istituzioni. Domani intanto torna Monreale appunto in piazza. Maglio Viola. Non ci fidiamo dello Stato, non sappiamo se avremo mai giustizia. È una denuncia forte, dettata non solo dall'emozione, quella dei parenti delle vittime della strage di Monreale, una denuncia che ha avuto eco a margine dei funerali di Salvatore Massimo e Andrea, le 3 giovani vite spezzate in quella sparatoria. Ma la sfiducia e la paura affondano le loro radici in modo più profondo nella società monrealese. La tragedia infatti poteva essere prevista, forse evitata. Non era infatti il primo scontro fra palermitani e monrealesi. In altre occasioni gruppi di giovani si erano pesantemente insultati, qualche volta erano anche venuti alle mani. Niente di così grave però, ma gli episodi ripetuti potevano e dovevano essere un segnale di allarme. Adesso regna la paura, una paura che si è avvertita in occasione della fiaccolata di lunedì scorso, quando in tanti non sono scesi in piazza perché si era sparsa la voce che i palermitani erano tornati. I genitori così hanno tenuto i ragazzi a casa e ora il grido è comune. Dove erano le forze dell'ordine quella sera? Dove erano nelle settimane precedenti quando l'escalation è cominciata? Domenica sera a Monreale torna in piazza ancora una nuova fiaccolata per dire no alla violenza, per sconfiggere quella paura, per lanciare ancora una volta un messaggio e una denuncia. I modelli di questi ragazzi sono fiction come Gomorra e Mare Fuori, fiction che mitizzano il criminale. E su Instagram ci sono anche gruppi nei quali è possibile procurarsi armi con estrema facilità. Nessuno però vuole più metterci la faccia in queste denunce. Ma se lo sanno i genitori, come fanno a non saperlo le forze dell'ordine? È la frase che si sente ripetere nei bar, sulle panchine della piazza, intorno alla fontana, dove però si vedono anziani e turisti, ma per ora pochissimi giovani. A Palermo ancora un'aggressione nel carcere Ucciardone, un assistente penitenziario ferito da un detenuto straniero con un pugno al viso. Adesso a Catania il trapper milanese Baby Gang videochiama dal palco Nico Pandetta che risponde davanti a un pubblico in delirio, ma l'ex neomelodico catanese è in carcere. Emanuela Corsi. Un fenomeno dilagante, una piaga fuori controllo che negli anni continua a crescere. La capacità dei detenuti di comunicare con l'esterno è impressionante perché i telefonini sono ovunque. Lo hanno denunciato più volte procuratori e polizia penitenziaria. Una falla nel sistema, mancanza di personale o controlli insufficienti. Fatto sta che i detenuti riescono a comunicare con l'esterno. A volte sono addirittura mafiosi che impartiscono dal carcere gli ordini. Questo è ciò che è accaduto a Catania pochi giorni fa. A mio fratello voglio un cazzo di casino per Nico Pandetta. È il 1° maggio. Alla Playa va in scena il One Day Music, evento che richiama da anni migliaia di giovani e giovanissimi. Tra gli ospiti c'è il trapper milanese di origini marocchine Baby Gang. Il giovane, prima di esibirsi con il brano italiano, estrae lo smartphone e videochiama Nico Pandetta, che appare con il suo volto davanti al pubblico in delirio. Nulla di strano se Pandetta però non fosse in carcere dal 2022 per spaccio ed evasione. Il trapper milanese e quello catanese, ex neomelodico, sono legati da un'amicizia e da una collaborazione artistica, ma anche dai problemi con la giustizia. Pandetta più volte è finito al centro delle polemiche, non solo per i testi delle sue canzoni, una su tutte dedicata allo zio, il boss Salvatore Turi Cappello al 41 bis, ma anche per aver violato le misure di prevenzione ed essere stato trovato in possesso di un cellulare, nonostante la detenzione in carcere. Pochi mesi fa, il trapper aveva pubblicato una storia su Instagram, poi cancellata, ma ripresa dai suoi fan. Sul caso indaga la squadra mobile di Catania. Non vi preoccupate perché il disco è quasi pronto.
Una breve pausa, poi l'incanto della nave Amerigo Vespucci che ha fatto tappa a Giardini Naxos e incanta soprattutto tanti turisti che in questi giorni affollano la Sicilia. L'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina italiana in transito verso lo stretto di Messina, incanta Taormina e Giardini Naxos, uno spettacolo anche per i tanti turisti che stanno affollando la Sicilia sfruttando il bel clima di questi giorni. Francesco Triolo. I 3 alberi inconfondibili e vele bianche che si stagliano verso il cielo. L'Amerigo Vespucci è un vanto italiano, la nave più bella del mondo, è stata ribattezzata e oggi ha solcato le acque siciliane al largo tra Giardini Naxos e Taormina, regalando uno spettacolo unico. E l'occasione di vederla dal vivo è stata colta immediatamente da tanti turisti che in questo ponte quasi estivo di inizio maggio affollano il comprensorio taorminese. Grande è stato l'entusiasmo nella baia di Naxos per il suo passaggio, seguita da vicino da diverse barche e motoscafi che hanno potuto ammirare i suoi 101 metri di lunghezza. È sicuramente un onore per tutti noi, per la mia comunità, avere a Giardini l'Amerigo Vespucci che rappresenta veramente uno spettacolo meraviglioso che incanta sempre e ci fa riflettere su quelle che sono le possibilità italiane nel campo della Marina Militare. Quasi una sfilata quella della storica nave scuola nell'ambito del Tour Mediterraneo 2025, un itinerario simbolico e celebrativo che tocca alcuni tra i porti più affascinanti con l'obiettivo della missione di formare i giovani allievi ufficiali della Marina e consolidare il legame tra la nave di territori costieri italiani e stranieri, celebrando la bellezza del patrimonio marittimo e culturale del Mediterraneo. Sino al 6 maggio la Vespucci sarà a Reggio Calabria, quindi farà tappa a Palermo dal 7 all'11 maggio per poi proseguire verso Napoli, Cagliari e Gaeta sino a Livorno e Genova. A Taormina rimangono invece i tanti turisti che hanno scelto la Sicilia, 93% il tasso di occupazione delle camere nel comprensorio grazie anche alle bellissime giornate degli ultimi giorni. A Taormina già pronte le spiagge e caldo estivo in Sicilia che è previsto sino a lunedì. Musica d'autore, grande emozione al Teatro Pirandello di Agrigento con Tricarico, protagonista della data 0 del Light Blue Festival, in scena lo spettacolo che celebra i suoi 25 anni di carriera. Davide Sardo. È bastato un pianoforte, qualche parola sussurrata e l'anima nuda di un artista per incantare il pubblico del Teatro Pirandello di Agrigento. Tricarico ha scelto proprio la città dei templi per la data 0 del Light Blue Festival. La rassegna musicale promossa dall'omonima associazione è attesa a Realmonte dall'1 al 3 agosto con la sua 4ª edizione. Con Buonasera, io sono Tricarico, spettacolo diretto da Franco Godi, il cantautore milanese, reduce dal premio Tenco e dal palco di Sanremo, ha celebrato 25 anni di carriera riportando al centro l'autenticità della musica d'autore e il suo brano d'esordio Io sono Francesco. Brilla, scintilla, brilla in fondo al mare, venite bambini. Sul palco ha proposto anche alcuni dei brani più significativi del suo vasto repertorio, regalando al pubblico un viaggio emozionante tra musica, parole e memoria. Ad aprire la serata, l'eleganza sonora dell'artista francese Dewey. Una breve pausa, poi la pagina del calcio con gli impegni che attendono domani le due squadre siciliane Palermo e Catania. Eccoci al calcio ed è nuovamente vigilia di match per il Palermo che domani sfiderà il Cesena al Manuzzi. Pesa ancora la sconfitta interna con il Sud Tirol. Marco Gullà. Come nelle montagne russe, il Palermo sta chiudendo ormai il suo campionato confermando l'ondivago rendimento. È mancata sempre la continuità, che invece hanno avuto squadre come Sassuolo, Pisa e Spezia e in parte anche la Cremonese. Rosanero adesso attesi dalle ultime 3 partite della regular season. Dopo la sconfitta interna con il Sud Tirol, domani al Manuzzi c'è il Cesena. Il Palermo è sesto, ma ancora non ha la matematica certezza di giocare i playoff. Non c'è tempo neanche di pensare a quello che è stato, anche se dovremmo
analizzarlo perché è stata una partita non positiva nei risultati, nella prestazione, soprattutto nel secondo tempo, però dobbiamo ripensare alla prossima, dobbiamo recuperare energie, dobbiamo recuperare positività e mettere dentro tutto nella prossima partita. Dionisi sta pensando ad alcune novità in vista della sfida con il Cesena. L'obiettivo è apportare qualche modifica per ridare energia a una squadra apparsa in affanno nella ripresa con il Südtirol. Verre si candida per una maglia da titolare, potrebbe esserci spazio anche per Anocchia. Ceccaroni ha un problema alla spalla destra, potrebbe giocare Nicolau. Domani al Catania, al Massimino, arriva il Giuliano Toscano, chiede come sempre concentrazione massima e si affida all'11 collaudato delle ultime partite. Marco Carli. Le sicurezze che provengono dalle ultime uscite e dalle formazioni messe in campo, ma anche le sicurezze che derivano dalle alternative. Pensiamo a Dal Monte, autore dell'assist per Inglese a Potenza, o Sturaro che ha salvato sul tiro di Berrengia. Quelle alternative che fino a 2 mesi fa al Catania non c'erano e che adesso ci sono nel momento migliore della stagione. In avvio di play-off, con il Giuliano in casa, 2 risultati su 3 da sfruttare, contando sulla stessa concentrazione. Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, che ci ha portato a fare tante vittorie, a fare tante prestazioni convincenti, a alzare il nostro livello competitivo con le altre squadre. Intanto il gruppo si arricchisce della presenza di un nuovo dirigente, Zarbano nel ruolo di direttore generale, per lui accordo biennale, sarà allo stadio. Tornando a Toscano, il tecnico, a proposito di sicurezza, si affida a interpreti che hanno fatto la differenza per il Catania nelle ultime gare. Un 11 collaudato con l'alternativa a centrocampo rappresentata da Quaini. Un 11 che ha dato risposte. Celli per esempio, Oraimo, così come Lunetta fra i trequartisti. Devi fare la partita da Catania, devi fare pronto ad affrontare un primo turno di playoff nella giusta maniera e al meglio di te stesso. Catania Giuliano sarà come sempre seguita da Telecolor, 3 ore live con inizio alle 19:30, collegamenti con lo Stadio Massimino, commenti da studio e a fine gara le interviste ai protagonisti. E prima di chiudere una notizia di cronaca appena battuta dall'ANSA, resta in carcere la quarantenne che il 30 maggio ha lanciato in strada dal terrazzo di casa la figlia di 7 mesi provocando le ferite mortali nel centro storico di Misterbianco. L'ho deciso il giudice per le indagini preliminari di Catania, che ha convalidato anche l'arresto della donna che ha ammesso le proprie responsabilità per omicidio volontario. Questa è l'accusa. I funerali della piccola si svolgeranno lunedì a Misterbianco. Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.